Di Sballarori, dove parleremo del momento che l'Italia sta vivendo e parleremo insieme al professor Orazio Pancrazio. Scusa, no, stavo prendendo un attimo, signor Desolini. Il professor Orazio Pancrazio Prepuzio Maria che presenta il suo libro. Presenta il mio libro 10 motivi per entrare nel CUN. Ecco, un libro scritto dal professore. Un libro scritto a due mani, mia con la prefazione. Ringrazio, dica, Con la prefazione di Gabriele Pontello, editore La Mazza. Perfetto. La Mazza Abbiamo editore. Spiro Erba che buonasera. E allora, stavi parlando, ma non è. Cosa è successo? No, c'è la trasmissione, siamo in diretta. Saluto anche la signora Desolina che rappresenta i pensionati d'Italia. Allora io volevo dire che molta gente si lamenta per la pensione, che adesso con 300-400 euro uno si compra almeno il pane. Adesso il pane? Almeno un pezzo di pane uno Il companatico? Il companatico va papà e ci vuole. E poi abbiamo Thomas, un ragazzo che viene dal Senegal. Mustafa. Mustafa, da Senegal. Assomiglia a Thomas, un ragazzo di Mustafa. Io c'ho un amico a Senegal. Senegal. Scusi, un attimo. Amico, gratta e vinci del parcheggio, mi ha fatto subacquea, il parcheggio me l'ha stracciato e me l'ha messo la multa. Sta arrivando un politico. Chi sta arrivando? Accogliamo con un applauso l'onorevole Splendido Splendente, eccolo qua. Voglio esprimere il mio dissenso perché non c'è rispetto per le autorità, Vabbè, non c'è rispetto per le istituzioni. Parla, imbecille, parla. Scusi, onorevole, io mi scuso. C'ha ragione, perché il signore l'altro giorno ho fatto questa colletta per comprarmi la birra e non mi hanno dovuto dare la birra a 50 centesimi. Vabbè, Lei chi sta colpa è Dei che li ha fatti sollevare lui. Per favore. A me la pensione non me l'ha data lo stesso lui che ha detto che signora, l'ha data. Ha detto che l'ha mamma mia, lei No, l'ha data. allora, scusate, non perdiamo il controllo perché l'onorevole state passando allucinogeni prima di cominciare? No, la gente è arrabbiata. Se sono buoni non ci sono problemi, ci caliamo anche Allora, quello, scusate, bellissimo, là che non ci va. Guardi, questi cinesi devono andare No, via. non è cinese, è senegalese. E non è cinese, signora De Dolino. Una signora con i baffi, non Ma si lei è vede. la signora baffuta, Ognuno ha nella mente che è buono. Allora, si fa. Ecco, è arrivato. Scusate. No. Scusi, cosa c'è? Mette Sant'Antioco. Non è Sant'Antioco, è un ragazzo. Mette Sant'Efesi. Cosa? Ora c'è Sant'Efesi. Ma Sant'Efesi dove? O che hanno passato fondendo a Sant'Efesi, si passa a Carreposo e Monastero, pof, sa multa. Fondendo a 25. Vabbè, si sieda, si accomodi qui, Mustafa. Sant'Efesi dopo no. Sta multa non ti fate Monastero. Io Sezziri, tammi con te, siamo un dibattito politico, cioè abbiamo un onorevole, non c'è. Sant'Efesi, ma no, si dove canta il Mecinas. Allora, scusi onorevole, Guardi. io vedo che oggi il parterre è molto. Sei proprio terra a terra. No, terra. abbiamo Abbiamo il meglio del meglio. Allora, Perché voi dite che la pensione la date e non la date? Ma io non la conosco. Sul momento d'arte. la ballerina della Scala. Perché si spacca, attaccare. Ho sentito come suono di ventosa. È morta, Scusa, no, proprio. essere- È morta. Scusate, venga, la Ma ti ballerina. sta salendo, ti sta. Dai. Scusa un attimo. Ha lasciato un buco Guardi che- sotto. Se ne dà un calcio di Allora, mezzo. per favore, non fa. No, Se ne dà un calcio. Allora, scusate. Allora, si accomodi, animale. Signor Si Merda. Mi dica, signora Desolina. Come l'avete levata ha lasciato un buco interno. Signor Desolina. Lei da dove viene? Mi scusi, lei da dove Io viene? vengo da Sardegna. Ma lei è autoctona? No, quanto fa? Non ho capito. Allora, Ma onorevole. ci sono anche solo i banesso, dell'altra scusa. parte del corpo. Basta, Ma onorevole, come è fa? scemo, lui è il fratello. A me la zittisci ma non me lo fai. va bene? Ma è Glielo dici, possibile sì. che veramente non si possa Scendimi parlare le mani, oh. di politica? Allora, prego, onorevole. Siamo anche... Prego. Quando voi giocate, voi giocate non lo so, pof.
Prendo una tua molto suido. Sta. Che cosa racconta? Cos'è? Si è seduto. Ma lei di dov'è? Di dov'è lei? Questo gruppo folk. Ma di dov'è? Dove nasce lei? Di dov'è? Di che paese è? Subito di Galla. Ah. Prego, onorevole. Signor Scusate. Massimiliano, Dica, signor Resolina. Ma lei che... signor Massimiliano, le scarpe di questo ragazzo sono Adidas Inforas. Allora, State scusate, trasformando in un'arena! Non sense! Ma lei perché grida? Non mi sente? Non mi sente? allora, La striscia di Gaza. per favore, un attimino allora, parliamo di cose che... Allora, Buonasera, un attimo per cortesia, cosa posso portare stasera? Una frattina del macarrone. Sì. Ma lei non ha già cenato, c'ha il marsupio gonfio lei. Macarone con bagna. Trattalia con Piselli, ne ha! Sì. Vabbè, Me la porti, porti lei sempre. cosa ha preso, Resolina? io ho una gadola per fare il rutino. Ecco. Se non ha mangiato, cosa deve fare? Almeno quello faccio. Lei cosa prende? Cosa vuoi? Porti quello che ha. Vai. Cosa saluta? Che c'è? Dai, che c'è gente, prego. Prego. Zeppole, non si è messo zeppole. Allora, prego. È monozeppolato, ragazzo. Balla concetta che la vita trascorre in fretta, dietro l'angolo mi aspetta solo un ballo e niente più. Balla concetta che la vita trascorre in fretta, dietro l'angolo mi aspetta solo un ballo e niente più. Balla concetta che la vita trascorre in fretta. Dai, animale. Lo stava rubando. Stavamo dicendo, Stava onorevole. rubando- No, prego. No. Stavamo dicendo, andiamo a quagliare che Deve se no, guarda, quagliare, che abbiamo cosa 3 abbiamo? minuti, 3 minuti dobbiamo dire tutto quello che sono i In problemi piazza che del Carmine è pieno di quaglie, piccioni! Cioè non fa, quando mi siedo nella panchina da chiamo, me la è una cosa. Glielo dà uno schiaffo, Tonino, per favore. No, non mi dà lo schiaffo però. Come le calze, signora Resolina? Troppo caro, cosa c'è da sapere? Non servono a niente. Siamo in diretta, questa è come toccare, onorevole. Non mi mandava. Sì. Guardi, lei è il responsabile di questa... Sì, però se lei non parla... Ah, la colpa è mia. certo, Questo è prego. quello che ti ha parlato a me. Esprimiamo un concetto. Esprimiamolo. Ecco. Il gabinetto dove? Guarda che lei... Lei Cosa deve fare? Liquidi o se Allora, ridagli il premio. No, Dipende. dai. Signora, C'è l'azione gas! parli. Questa è una maleducanza. Sei scemo. Quello, vedi? Ma perché non si siede? Andiamo. Ma scusi, lei è autoctona? Non so, ma quant'è che va? 8 e 8, no? 16, quanto ho fatto? 16. Andiamo a finire questo discorso. Perché cazziare? No, mi scusi, dai, mancano 2 minuti e mezzo. Approfitto di questo spazio mediatico. Cos'è? Non è in grado Dai. questo. Ha delle cose A reti unificate. Siamo a reti unificate. Allora dicendo. Come non dice? Ho capito, ho detto una parolaccia. No, ho detto reti unificate. Come... Allora, stiamo parlando a livello mediatico. I media. Allora ho capito. Prego. Essendo Chi? per il paese un momento estremamente delicato, perché mi deve alittare nell'orecchio questa... E c'è un odore di rosa. Cos'è che c'ha? Prego, Un andiamo odore di rosa. Andiamo avanti, che dici? La seguo con interesse, con interesse, continui. Ragazzo, Mi ha tirato in bocca qualcuno. Ce l'ha un pezzo per suggellare questo momento? Uno stuzzicadenti ce l'ha, signor! Cosa c'è? Dica. Cosa dovete fare per le pensioni? Ecco qua. Per le pensioni. Prego. Grazie. la degustazione. No, manco però, manco. Questa ragazza voleva, mi ha detto, se va porta le cose Scusi. voleva mangiare. Stai zitto. Cos'è? Un po' al figlio, un po' al padre. Vabbè, che mandava. Come li trova? Allora, prego. Com'erano? Tenga. Allora, no.
io direi che potrebbe anche chiudere questo momento che resterà sicuramente nella storia È della... arrivato un meteorite di sugo nella... Chiudiamo questo intervento. Cosa sta cercando il cambio? Cos'è? Prego. Ma per le pensioni cosa aspettate? Ancora? Le pensioni più avanti! Ma lei sta mangiando con le mani. Va bene, io a questo punto direi che quello che dovevo dire è stato detto. Ma che Ringrazio cosa? tutti i Beh, presenti. grazie a Facciamo lei. un applauso all'onorevole Splendido. Grazie. Ah, non ho parlato e mi fischiano. E noi ci vediamo la settimana prossima con Sballarori. Ah, grazie. Che sei bastardo detto. Era per suggellare questa